Prima fase dei campionati regionali di lanci lunghi che si è tenuta nel bell'impianto di Montebelluna. Non molte le partecipazioni nella 2 giorni ai piedi del Montello, viste le temperature ancora rigide. Ieri una bellissima giornata e abbiamo visto un numero considerevole di atleti, ne aspettavamo di più, ma comunque abbiamo fatto la gara di giavellotto e di martello e disco. Parliamo allora proprio di disco della giornata di domenica. In pedana i maschi con in luce nella categoria juniores Pietro Avancini dell'Atletica Vicentina. Per lui 43 metri e 52 centimetri. Oggi è andata così, fatto il minimo per gli italiani di giugno, però peccato qualche lancio lullo che era sul personale poco più, e per questa stagione spero di partecipare agli italiani ai lanci lunghi invernali che si terranno i primi di marzo, quindi il minimo devo farlo diciamo fra 3 settimane a Padova, che devo fare una misura un poco oltre il personale per essere tra i primi 6 che vanno. Tra le juniores nel lancio del martello da 4 kg è un'altra atleta dell'Atletica Vicentina a distinguersi e per lei quest'anno tanti obiettivi sia personali che di società. Questa stagione ce ne sono abbastanza. Spero di fare sempre il minimo per i campionati italiani junior e poi magari quelli assoluti. E poi forse la Coppa Campioni, perché l'anno scorso hanno vinto lo scudetto, e poi un grande obiettivo, però forse è più un sogno, fare il minimo per i mondiali junior di quest'anno. Le gare, farle così a metà di gennaio, insomma, creano parecchi problemi. D'altronde, se vogliamo fare i lanci invernali dobbiamo farlo in questo periodo. Nella seconda fase, nella seconda giornata che sarà disputata più avanti, sicuramente ci sarà una maggior partecipazione e sicuramente avremo atleti anche in grado di fornire prestazioni superiori a quelle di oggi. E allora appuntamento con i lanci lunghi invernali a Padova, Stadio Colbachini, sabato 11 e domenica 12 febbraio.